siamo qui per parlare di questo volume da poco uscito di Ivan Scinardo che si intitola Cinema e giornalismo, anzi mi correggo, Cinema cancelletto giornalismo, hashtag se volete giornalismo, e questo hashtag già la dice lunga sull'attenzione dell'autore anche ai nuovi linguaggi dell'informazione. Ivan Scinardo non ci sarebbe bisogno di presentarlo in questo consesso perché credo che lo conosciate tutti e di tutti voi è anche amico, insomma, però secondo una formula di rito qualche cosa la vorrei dire su di lui, insomma. Un eclettico, visto che è laureato in scienze e tecniche psicologiche a Catania, però già da quando aveva 16 anni ha cominciato a fare giornalismo serio sul campo e ha cominciato proprio ad Enna, con le radio ennesi, dove conduceva notiziari, poi a Telecolor, la TV catanese, poi è stato cronista di cronaca nera e di giudiziaria per il Giornale di Sicilia, per 5 anni segretario provinciale dell'Associazione Siciliana della Stampa. Di questo periodo ricordiamo anche una sua inchiesta che fece abbastanza scalpore, quella del 94, che si intitolava significativamente Medici di tutta Italia tremate, e che insomma andava a scoperchiare un coperchio veramente grave, che era quello delle tangenti ai medici di base su certi farmaci per malattie cardiache, per cure cardiache. Poi è stato 16 anni all'Oasi di Troina, addetto stampa e anche direttore di Oasi TV, e non si è fatto mancare anche una presenza in Bosnia per un reportage sui bambini di Mostar e sulle adozioni internazionali. Dal 2010 ha dato una svolta particolare alla sua carriera, alla sua professione, diventando direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia, che non c'è bisogno di ricordare che è la più antica scuola di cinema al mondo dopo quella russa. Questo per quanto riguarda il nostro amico Ivan Scinardo, ma a dialogare con lui di questa sua fatica e di questo suo lavoro importante abbiamo invitato un intellettuale di pregio come Umberto Cantone. Umberto Cantone è uno dei fondatori del Teatro Biondo Stabile di Palermo, è stato aiuto regista e collaboratore di Carrillo, di Pietro Carrillo, il maestro Pietro Carrillo, ma già ai tempi di Guicciardini tu eri là, e do la parola proprio a Umberto Cantone per introdurci nelle pagine del libro. Volevo ringraziarti, Pietro, e ringraziare anche questa opportunità, Ivan ovviamente, e anche esprimere il mio piacere di essere qui con voi a parlare di un libro che intanto bisogna descrivere, no? Io sono del parere che prima di tutto i libri bisogna descrivere. Allora, sono 350 pagine, 52 per esattezza, giusto? Poi 250 schede raccolte e selezionate, collazionate e anche scrupolosamente redatte da Ivan, un saggio introduttivo dell'autore e una prefazione di Pietrangelo Buttafuoco. Questo è importante per dare appunto conto di un libro che ci aiuta. Ci sono libri che ci salvano, no? Quelli però del passato. Questo è il libro invece contemporaneo che ci aiuta a entrare dentro questa selva oscura, appunto a proposito di Dante, questa selva oscura, questo territorio appunto infinito che riguarda i rapporti fra cinema e giornalismo. Intanto ci aiuta a identificare il personaggio giornalista, no? Personaggio giornalista. Voglio usare un termine alla De Benedetti, no? Personaggio uomo. Ivan ci aiuta a identificare questo personaggio giornalista come è stato raccontato dal cinema.
E in questo Ivan immediatamente ricorre nel suo saggio introduttivo immediatamente a una metafora del no trespassing, del film forse modello di tutto questo filone, possiamo chiamarlo anche così, che riguarda il cinegiornalismo, che è Quarto Potere, no? Il no trespassing in qualche modo dà a Ivan la possibilità di descrivere che cos'è il giornalista per lui. Fare giornalismo significa consumarsi le scarpe, bussare alle porte, fare telefonate, andare da una fonte all'altra per passare a quella successiva e ad un'altra ancora, cercando di ottenere la migliore versione possibile della verità, anche se scomoda. E questo è appunto il teorema, no? Attorno a cui il libro identifica questi 250 film selezionati accuratamente per raccontarci appunto e dirci che cosa ancora sanno dirci i classici del cinema e che ci dicono i film più recenti a proposito della figura del giornalista. Una presenza che è diventata un simbolo, no? Un archetipo dell'eroe o dell'antieroe. Ora vedremo come tutte queste forme, queste figure si sovrappongono e si contrappongono nella storia del cinema, ma anche appunto, quindi non soltanto un simbolo, ma anche una presenza che esercita una funzione fondamentale nella società contemporanea. Non dobbiamo dimenticare che questo è un libro, e noi siamo tutti, no? Siciliani. Questo è un libro che quindi scritto da un siciliano che ricorda quei film che hanno evocato la figura del cronista in trincea che si batte nelle città infestate dalla mafia, non solo a Palermo ma anche a Napoli. E adesso li ricorderemo molti di questi titoli, appunto, che il libro appunto identifica e ci racconta. In questo senso la figura del giornalista, del personaggio giornalista, è legata certamente, è centrale per quanto riguarda il cosiddetto filone del cinema civile. Noi abbiamo identificato, no, nella storia del nostro cinema il cinema civile, che è soprattutto il cinema italiano, no? ma non soltanto italiano, quello di Rosi, no? Modello e maestro di tutti, ma è anche quello americano, perché il cinema americano ci ha veramente raccontato tutte le sfaccettature, no? In modo prismatico la figura del giornalista, anche attraverso dei film che sono diventati dei modelli di cinema civile. Pensiamo soltanto a Tutti gli uomini del presidente, uno fra i tanti, ma fino ai più recenti, a Truth con Cate Blanchett, giornalista che parla del suo che paga di persona la sua inchiesta su George Bush, no? Che in gioventù appunto è riuscito a saltare appunto riuscito a non essere arruolato, credo, se non ricordo male, in Vietnam. Allora, il libro ci racconta attraverso queste suggestioni, queste evocazioni e anche questa schedatura ponderosa, i film appunto che riguardano questo argomento, e quindi è un puzzle, no? Attraverso il quale noi ricostruiamo questa figura del giornalista. E ci racconta anche però come è cambiato, se è cambiato, il nostro rapporto con la figura del giornalista e quindi con i media, no? Con i media di cui la figura del giornalista si è fatto e si fa garante. Ricordiamoci che oggi, dobbiamo dirlo, il cinema, così come lo intendevamo fino a qualche decennio fa, non è più un media centrale, no? Oggi viviamo in quella che Richard Grusing, che è un teorico importante, ha fatto un libro fondamentale sul cinema, l'estetica e le tecnologie digitali, definisce la rete ibrida delle forme mediali, no? Noi siamo all'interno di una grande rete, non soltanto però la rete internet, no? Ma una rete complessiva fatta di terminali che in qualche modo, no, elaborano e ci mettono a confronto con
l'interagire, no, del cinema, quindi, e dei vari medium, di tutte le pratiche mediali diffuse e distribuite. Quindi il libro naturalmente offre anche delle suggestioni e delle riflessioni, no, su questa condizione nostra contemporanea. Poi, ecco, poi naturalmente dobbiamo entrare nel merito dei film attraverso i quali il libro ci pone appunto questi esempi. Ma prima vorrei, per chiudere questo discorso teorico, no, che secondo me sta alla base del libro, citare come dire, l'autore che secondo me Ivan Scinardo ha identificato come, come maestro, no? Come, che lo accompagna in questo viaggio, una sorta di Virgilio, no? che lo accompagna appunto come Dante nel viaggio in questo sentiero appunto frastagliato del rapporto fra cinema e giornalismo, che è Walter Benjamin. Walter Benjamin, che è il teorico massimo della civiltà mass mediale, che parla appunto della differenza che c'è fra la stampa cioè la funzione del giornalista, no? Quella appunto del giornalista sia naturalmente il giornalista che scrive sui giornali, ma anche quello che fa televisione, no? Che fa le sue indagini, le sue inchieste, che conduce le sue inchieste in televisione. E invece appunto l'autore del film, il regista del film, chi fa un film. Insomma, ci dice in sintesi che il compito che spetta al cinema è quello di rappresentare problematicamente la realtà. E questo principio della realtà e della sua apparenza, appunto, è il nodo in cui il cinema deve, a differenza appunto, di quello che deve fare un giornalista, no? Illuminarci in qualche modo, darci uno schema, darci un qualcosa che chiarisca, che ci illumini, che ci spieghi in qualche modo il reale. Il cinema lo deve problematicizzare, ce lo deve nascondere. Quindi c'è una funzione, diciamo, per Benjamin, ma anche per Ivan, credo, una funzione anche poetica che in qualche modo che il cinema conduce, no? Col suo linguaggio e con i suoi film. Ecco perché certe volte il cinema, quando si sostituisce in maniera pedissequa all'inchiesta giornalistica, può apparirci appunto banale, una banalizzazione della realtà, perché ci aspettiamo sempre dal cinema qualcosa in più, il senso in più, no? Il significato in più. Questo indagare e questo in qualche modo inoltrarsi appunto nel lato oscuro della realtà, insomma di problematicizzarla, credo che il termine più giusto sia questo, problematicizzare la realtà. E questo è il compito del cinema. E naturalmente questo ci fa interrogare anche sul concetto stesso di realtà. Quindi, e su cui si interroga anche Ivan spesso con le sue anche con le sue numerose citazioni. Umberto, a questo punto, questo se tu mi sembra permetti, io chiederei a giusto Ivan fermarci. di dirci lui effettivamente, perché come dire, hai messo hai portato all'attenzione un tema importante, che è quello della realtà, della verità, della linea di demarcazione tra il vero e il verosimile, tra la verità e la finzione, tra anche di questa, come dire, demarcazione che costituisce l'identità di due linguaggi diversi, il cinema e il giornalismo, e che però tendono anche a scivolare l'uno verso l'altro e che sicuramente si influenzano l'uno con l'altro, e tutto questo
lo dice chiaramente Ivan nell'introduzione, ma viene fuori anche da alcune delle sue schede, quindi vorrei chiedere a Ivan di dirci la sua su questo e di dirci cosa lo ha mosso come dire, a pensare e a faticare tanto, perché c'è tanta fatica dietro per ottenere questo risultato, questo libro, del quale poi diremo anche qualcosa nel dettaglio, diciamo. Grazie Pietro, soprattutto grazie Umberto per questa splendida introduzione, sempre molto colta. Io, lo sai, ti ammiro, ti apprezzo tanto. Per un giornalista sviolinare è una pratica quasi anomala e inusuale. Soprattutto per chi come me ha iniziato con la cronaca a muovere i primi passi nella nera e nella giudiziaria. Pietro, io raccolgo il tuo nel raccontare ai nostri amici come nasce questa idea, ma perché oggi, nel 2021, scrivere un libro. Io che mi occupo di nuovi linguaggi, io che da 12 anni mangio pane e cinema, coltivando giovani talenti per evitare che queste intelligenze possano andare via dalla nostra terra, ancorandole saldamente alla nostra Sicilia, e perché no, mi ritengo molto soddisfatto anche per i risultati. Abbiamo diplomato più di 50 giovani ragazzi, tra questi c'è l'ennese Davide Vigore, in un percorso triennale della scuola d'eccellenza più importante al mondo, che è appunto il Centro Sperimentale di Cinematografia, di cui ho l'onore di dirigere la sede siciliana. E questo ovviamente ha creato anche una straordinaria occasione di lavoro di molti giovani studenti. Umberto è stato uno dei primi insegnanti di drammaturgia, e quando io mi ricordo arrivai a Palermo nel 2010, non esisteva assolutamente nulla. Immaginare una scuola che potesse valorizzare appunto i giovani talenti nella regia del documentario. Oggi sapere che c'è un tasso di occupazione del 98% e che moltissimi ragazzi che escono da Palermo sono in produzione per le grandi piattaforme Netflix e Amazon, è ovviamente motivo di orgoglio. E quindi ritorno sull'attualità. Scrivere un libro in un momento in cui nessuno legge più libri, le librerie le frequentano sempre meno persone, e soprattutto in questo momento non poterlo neanche presentare, non poterci neanche abbracciare, baciare come noi ennesi sappiamo fare con il cuore dell'entroterra siciliano, quello vero puro. Poi io vedo collegati oggi molti compagni anche di infanzia, e quindi questo per me è veramente motivo di grande emozione. Questo libro nasce un po' diciamo così, quasi in maniera naturale, perché occupandomi appunto di cinema mi sono spesso interrogato su come si potessero incrociare queste due anime, che sono il cinema e il giornalismo. Ne è nata fuori questa guida che ho rigorosamente catalogato in ordine cronologico, partendo dal 1914 con un film di Aldo Molinari, il cui titolo è Le avventure di un giornalista, e finendo con un film che deve ancora uscire, doveva uscire lo scorso anno, The French Dispatch di Wes Anderson, che probabilmente verrà presentato quest'anno a Cannes. Quindi immaginate vedere, raccogliere tutti questi film, affidare la pubblicazione a un piccolo editore palermitano. Non mi nascondo che sono stato anche un po' corteggiato dalle case editrici. Io tra l'altro ho fatto un percorso di strada anche con l'antropologo, il professore Nino Buttitta, negli ultimi 5 anni della sua vita, e mi martellava sempre: devi scrivere un libro per Sellerio. Forse era arrivata l'occasione e io mi sono dedicato a un piccolo editore e mi sono fatto questo regalo dei miei 50 anni lo scorso anno, pubblicando il mio primo libro dopo
non mi vergogno a dirlo, migliaia di articoli. Vedo molte persone collegate e possono confermare che io a 16 anni ero a Radio Express, marinavo la scuola, facevo il liceo classico e la mattina andavo a fare i notiziari alla radio e mia madre poi mi diceva: come è andata a scuola? Va bene, tutto a posto. Io, ma se tu ho sentito alla radio in diretta. La mitica Radio Express, Tony La Rocca, so di che parla. Scusate queste piccole divagazioni, io ho preparato anche una scaletta, ecco che bello, si è collegato anche Riccardo Caccamo, quindi compagni di viaggio, Tiziana, Mariangela, compagni di viaggio, e poi questa fucina che era la radio e che ha sfornato ragazzi come Paolo Scarlata, Giovanni Nicoletti, Ilenia Petra Calvina. Io sogno, ve la lancio così e poi parliamo, vabbè, del mio libro, A voi ennesi, che bello che sarebbe riunirci tutti insieme poi quando ce lo permetteranno e fare anche una grande festa, perché poi Umberto, cum nesce a rinnesci, si dice sempre così, quindi anch'io mi sento un esule dalla mia città. Certo, una vecchia storia. E quindi io prima di entrare nell'argomento volevo un po' spezzare, ho preparato anche piccolissime clip da 2 minuti, voglio farvi vedere un piccolo spot perché lì esce fuori la mia natura da televisivo, da giornalista televisivo. Ho preparato un piccolo spot che vi faccio vedere, che era un piccolo spot che riassume un po' le varie anime di cinema e giornalismo. È chiaro che sono stati da sempre 2 strumenti fondamentali attraverso i quali si realizza un bisogno, il bisogno della narrazione. Entrambi raccontano storie, il cinema e il giornalismo, ed entrambi costruiscono il processo di immaginazione. Quindi la narrazione, come evidenziava bene Umberto, è l'essenza stessa di questi 2 linguaggi, di queste 2 chiavi interpretative della realtà. Avere raccolto questi film non è stato un po' presuntuoso a mo' di critica giornalistica o comunque pensare a una recensione dei film. Infatti non ci sono riferimenti a fonti esterne, ma è una visione assolutamente personale di questi 250 titoli, dove quando lo scrivevo provavo a immaginare di accompagnare per mano un aspirante giornalista, una persona che vuole costruirsi un mondo o comunque vuole conoscere il giornalismo d'inchiesta italiano, internazionale, film capolavoro sugli inviati in guerra, per cui all'interno ci sono proprio delle schede che io un po' ho costruito secondo appunto una visione personale con un taglio narrativo abbastanza scarno. Quindi ho pensato di accompagnare il lettore, incuriosirlo e spingerlo a rivedere dei capolavori del cinema
che hanno per certi aspetti attinto a piene mani a quella che era la professione di direttori di giornali. Parliamo di inizio secolo, come accennava Umberto, dove appunto si affacciava lo story journalism, cioè molti giornalisti venivano reclutati come sceneggiatori anche di film. Vedremo anche alcune clip. E quindi il mondo del giornalismo declinato, diciamo così, nel cinema in tutte le sue sfaccettature e inclinazioni appunto in chiave filmica. Tutto questo ha restituito immaginario e narrazione, che poi è il sottotitolo di cinema e giornalismo, appunto solo il cinema, solo la magia della settima arte può dare. Rispetto a questo percorso, la ricerca io l'ho condotta nei fine settimana, quindi quando non ero al lavoro, e l'Ordine dei giornalisti mi ha chiesto di tenere dei seminari, parlo di 4 anni fa, dove poter far vedere queste clip di film a molti giornalisti che si collegavano, comunque che partecipavano alle conferenze. Devo dirvi che questo libro di volta in volta si arricchiva di titoli e di segnalazioni da parte di molti giornalisti cinefili che mi dicevano: ma sai, dovresti vedere quel film piuttosto che quell'altro. Per cui piano piano mi sono messo a fare ricerche, ho incrociato molte fonti di informazione cinematografica ovviamente, e quindi ne è uscita fuori questa cronologia di film. Però Pietro. prima di raccogliere l'assist ti voglio segnalare, perché non è detto che tu lo abbia visto, No, lo sto con vedendo questa che modalità cammina. Zoom, ecco, e siamo lieti di vedere che si è collegato anche Pietrangelo Buttafuoco, E io che avevamo prima ricordato suo cospetto, perché ha scritto la prefazione, diciamo, la presentazione di questo bel libro di Ivan. Quindi benvenuto. Non so se puoi intervenire e dire qualcosa. Sì, è bello vederti, Pietrangelo, grazie. Mi trovo per strada, sono uscito dalla metropolitana, mi metto nascosto perché io... Aspetta che l'abbiamo perso. Una cosa, mi avete perso? Ecco, mettiti, allora, fermati, vai. Mi sono fermato. La cosa che voglio dire è questa: tanto di cappello alla società Dante Alighieri, e vi dico perché l'esempio di miscela tra cinema, pensateci, andatela a cercare su una storica meravigliosa vignetta di Walter Molino, dove, guardato col sopracciglio dai diavoli, Dante Alighieri passa e con le 2 dita indica il mitico tesserino, dice stampa ed entra. Ed è il vero lascia passare con la realtà. A maggior ragione adesso che il giornalismo è un'industria dismessa, è sfasciata, non ha più la possibilità di andare a racimolare quel grano di sostanza che fa il racconto. Il libro di Ivan io l'ho amato pazzamente perché ha avuto un'intuizione geniale, e cioè quella di andare all'origine del cocktail in assoluto più inebriante, perché mette insieme 2 qualità, 2 essenze, tutte sostenute sulla schiuma vera della terra, che è la superficialità delle cose, tutto ciò che si vede è tutto ciò che resta, tutto ciò che si può raccontare. E quindi Ivan ha fatto questo lavoro fabbricando innanzitutto su se stesso qualcosa che non è semplicemente la passione, ma la scienza esatta della superficialità, e cioè pellicole che ci riportano in un'atmosfera, quella del passato, che ci costringono a volare nell'immaginazione, a scoprire i mondi futuri, e attraverso un metodo, quello del giornalismo, che racconta su di sé la truffa in assoluto mai vista sulla faccia della terra, perché non ha niente di duraturo, si incarta il pesce con quello che produce
produce, ma soprattutto non fa altro che fabbricare oblio. Prima appunto mi sono tornate in mente le immagini, i fotogrammi della lettera, un giornale della sera, a pensare anche quanto di pesante è stato stampato, cucito, costruito sulla pelle di tutti noi, a pensare che quando si mobilitano gli intellettuali e scrivono una lettera, come minimo ci perde le penne un commissario. E come minimo nel perderci le penne un commissario, mi riferisco al caso Calabresi, si fabbrica l'omertà, il sussiego, quel silenzio assurdo su cui mai noi italiani siamo riusciti ad averne una leggerezza. L'ultima leggerezza che mi ricordo e che il grande cinema ci ha consegnato è tutto nella commedia, perfettamente. Quello è il vero canone, appunto, Divina Commedia con Dante Alighieri, la superba commedia che solo l'Italia ha saputo fabbricare, pensateci, attraverso un meccanismo che mette insieme la profondità canonica, Goldoni, Rossini, per arrivare nel giornalismo il Leo Longanesi, che fece i suoi primi esperimenti con la macchina da presa, e se solo avesse avuto la possibilità, e i suoi esperimenti cinematografici ne sono la conferma, sarebbe stato il nostro Billy Wilder, perché con la commedia noi possiamo capovolgere tutto il sussiego, l'omertà e anche la complicità bieca che ha costruito il conformismo su cui molto spesso, accomodandoci nei cinema, abbiamo dovuto assorbire da sempre, per far sì di avere memorie meravigliose e promesse cinematografiche che quando mai si realizzeranno dovranno per forza essere urticanti, dovranno per forza essere ancora una volta sorprendenti, come fu solo un certo tipo di giornalismo, come fu solo un certo tipo di cinema, come Ivan ha saputo collazionare, prendendolo dall'universo mondo in quello che è un esercizio di immaginazione, ma è un dovere tutto scientifico di metterci in ragione. E ovviamente in lui c'è quel tenace concetto che il mastro Leonardo Sciascia ha fabbricato per tutti noi, non per essere nel cortile, come mi trovo io nascosto adesso per non mettere il bavaglino, ma nell'aperto mare, nell'aperto mondo, nell'aperta scommessa di qualcosa che ci possa far dire, come nella vignetta di Walter Molino, stampa così tra le dita il tesserino, entrare, guardare, raccontare e inventare. E come diceva Montanelli, inventando viene molto meglio. Un saluto a tutti, ciao! Grazie mille.